Il sapore aspro della criminalità, case violate, camere messe sottosopra, mobili svuotati per terra. I predoni tornano a colpire, raffica di furti nell'area berica. Ad Albettone, un paese di 2000 anime, 2 colpi ieri, 2 oggi. Non possiamo più tollerare queste cose. Di giorno alle 11 del mattino con la gente a casa, vengono, spaccano le porte, se ti trovano a casa scappano, altrimenti se sei al lavoro ti mettono a soqquadro la casa, ti portano via i gioielli, i soldi, gli oggetti di valore, e arrivi a casa la sera, trovi tutto un disastro, cioè ti portano via l'intimità, entrano in casa tua, basta, non se ne può più. Non se ne può più. A dire basta è un cittadino di Albettone, il consigliere regionale Gio Formaggio. Lui che nel 2015, quando era il sindaco sceriffo, aveva affisso alle porte del suo paese un cartello con su scritto "Si comunica a tutti, i ladri, i delinquenti, le persone indesiderate, che in questo comune non esiteremo a spararvi se violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie". Per questo era stato indagato per istigazione a delinquere, ipotesi che poi era caduta nel settembre del 2018 con il giudice che aveva sentenziato con un non luogo a procedere, stabilendo che il reato di fatto non sussisteva. Io sono stato denunciato perché ho detto che bisognava usare le maniere forti contro sta gente qua. Denunciano me e lasciano liberi loro, ma stiamo scherzando? Oggi Gio Formaggio contro la criminalità invoca un giro di vite, chiede leggi forti e la certezza della pena. Un plauso alle forze dell'ordine, che nonostante quello che succede continuano imperterriti nel loro lavoro. Grazie carabinieri, grazie polizia, però non è sufficiente. Quando li prendiamo dobbiamo fargli pentire di essere venuti a rubare nelle nostre case.